Allora, rieccoci qui, quando poi vedremo se c'è una telefonata di messaggi li leggiamo. Ecco qua, sono arrivati subito i messaggi, so che sono tanti, non so se riusciremo a rispondere a tutti. Comunque i soldi ci sono, ma non per noi. Si salvano tutti in questo paese benevolo, banche, immigrati, carcerati, corrotti e corruttori, ma i pensionati bisogna che escano in piazza per ottenere la briciola che prima veniva data al piccione. Noi, questo è un po' il sentire, però... La politica è cambiata, non è più quella degli anni 70-80, questo è il problema. Cioè ce li votiamo noi questi politici, se non sono sensibili ai problemi sociali dei lavoratori e dei pensionati, questo è il risultato, anche per avere, io non le chiamo briciole, perché saranno poche cose, chiaramente questa è la prima fase, ma è un'inversione di tendenza. Prima non c'era neanche questo, anche se andavamo in piazza, guardiamo cosa sta succedendo sui contratti. Allora, sono i riferimenti che noi abbiamo in Parlamento e con questo dobbiamo fare i conti, purtroppo. Assolutamente. Maria, sì, a proposito, mi ricollego alle briciole, alle non briciole di cui parlava Rita Turati, per dire una cosa. Allora, oltre alla 14ª mensilità, Rita ne faceva richiamo all'inizio, no? C'è stata anche l'elevazione della cosiddetta no tax area, che significa soltanto area di reddito esente da tasse, questo vuol dire no tax area. E allora io ho fatto una tabella che non vi faccio vedere perché è un po' complicata, ma vi faccio 2 o 3 esempi per capire cosa cosa porterà in tasca i pensionati nel 2017 di più rispetto a quello che prendono quest'anno 2016. Quindi il beneficio, l'elevazione della no tax area da una parte, cioè considerare reddito non esente fino a 8.125 euro l'anno lordi, così come è per i lavoratori dipendenti, e l'introduzione della 14ª mensilità per redditi fino a 1.000 euro e l'incremento, diciamo, della 14ª per quelli che ce l'hanno già. E allora porta per esempio a un pensionato che ha 615 euro mensili lordi di pensione e non ha altri redditi, logicamente avrà un incremento di 300 euro all'anno, l'anno prossimo, 300 euro in più, tenuto presente che la 14ª ce l'aveva già. Un pensionato che ha 850 euro di pensione lorda mensile, con l'introduzione con l'elevazione della no tax area più la 14ª avrà un beneficio di 500 euro annui. Quindi voglio dire, se noi lo dividiamo poi per mese vengono su 40 euro al mese di incremento della pensione. Non è poca cosa per pensionati che hanno questo. E qui siamo nella fase 1, la fase dove abbiamo portato a casa un accordo scritto con tutto quello che si diceva prima, che comunque deve essere ratificato dal Parlamento. Poi abbiamo la fase 2 però, vero Rita? Che è non indifferente, la fase 2 per quanto riguarda i pensionati invece. Cosa vuol dire? E quindi avremo allora, la questione, sì, certo, la rivalutazione della pensione. C'è il tema grosso che per noi rimane fondamentale, è come dare valore e potere d'acquisto alle pensioni, cioè il tema della rivalutazione. Come sappiamo, come ci ricordiamo tutti, c'è stato il blocco nel corso con la Fornero del triennio, e poi c'è stata una modifica del meccanismo di rivalutazione che era previsto da una legge del 2000, quella con il governo Prodi, in cui era previsto sulla base dell'inflazione delle coperture inflazionistiche sulla base, diciamo così, di fasce orizzontali. Oggi invece hanno introdotto un nuovo meccanismo per cui le coperture sono più basse e sono per fasce orizzontali. Esempio, fino adesso i limiti non me li ricordo, ce li ho scritti, però se tu hai dammi ma tanto le persone le cifre esatte dopo magari non se le ricorda. È importante sapere che ci sono questi livelli. Ma sono per fasce di reddito. Sono delle fasce di reddito che sono decisamente meno coperte.
Ecco, però noi vogliamo un nuovo sistema di copertura previdenziale, questo è il problema, che tenga conto non solo dell'inflazione, ma del reale aumento dell'incremento della vita, perché se quest'anno per esempio l'inflazione com'è è molto bassa, è evidente che noi non portiamo a casa niente, anzi abbiamo il rischio di dover restituire, perché lì c'è un meccanismo molto particolare, molto tecnico, che divide fra l'inflazione nominale e quella reale, come è successo in altre occasioni, appunto. Quella programmata dai documenti del governo è più alta, quella reale negli ultimi anni di crisi diventa più bassa e noi dobbiamo restituire. Quindi noi diciamo che questo è un meccanismo assolutamente superato, vogliamo tornare al sistema di rivalutazione che avevamo in precedenza, che copre di più, perché avendo, diciamo così, se ti copro fino a un certo livello di reddito, vuol dire che tutti i redditi fino a quel livello lì sono coperti e quindi è progressivo, mentre quello che abbiamo attualmente no, cioè ce l'hanno solo quelle delle fasce dal punto di vista verticale, quindi vogliamo modificare quello e vogliamo trovare dei sistemi diversi, di maggiore garanzia, diciamo così, per agganciare il potere d'acquisto ai reali aumenti del costo della vita dei pensionati. Fase 2. Fase 2. Allora, siamo arrivati al termine, vi ringraziamo, ci scusiamo con i telespettatori per le telefonate che non siamo riusciti a passare, ma daremo i numeri di telefono a Maria Pistorello a questo punto, che si prenderà l'onere di contattarvi per darvi le risposte alle vostre domande. Veramente non abbiamo votato quello per cui se ne andasse a casa che non ha diritto di rappresentarmi, soprattutto di mettere mano alla Costituzione, alla mia Costituzione che è riconosciuta in tutto il mondo, basta che mettano le mani lì ed è finita. Senza quando si parlava di persone elette eccetera, qui c'è sempre questo eterno problema in noi. Allora vi terremo aggiornati su quello che accadrà, sulle situazioni come andranno a modificarsi, riprenderemo il discorso per coloro che ci hanno scritto, e sono anche tanti, di spiegare bene dell'app volontaria. Alcuni hanno chiesto che quindi ci sono nuovi scaglioni, cifre molto più basse sembrerebbero concesse dal governo, ma ancora un grande punto di domanda, e quindi quando avremo dati più certi con il sindacato vi aggiorneremo. Grazie ancora Rita Turati, grazie a Maria Pistorello, grazie a voi di aver partecipato e di averci seguito. Buon proseguimento. Buona giornata.